Allora, intanto c'è un ragionamento che si sta facendo a livello nazionale che è un po' anche in linea con quelle che sono le indicazioni dell'Europa, no? L'Europa ci ha sempre detto che siamo troppo frammentati come concessionari e che quindi sarebbe auspicabile che vi sia anche un'aggregazione tra i concessionari autostradali. Voi sapete che una delle iniziative che trovate anche in un articolo dello Sblocca Italia si va in quella direzione anche per poter consentire proprio al nord, sia nord-ovest che nord-est, di creare le condizioni di queste aggregazioni, di calmierare il costo delle tariffe e allo stesso tempo cercare di ottenere anche un prolungamento delle concessioni che sono quasi tutte in scadenza e sono tra l'altro i concessionari che hanno il maggior numero di investimenti in pancia. I termini del finanziamento per il proseguimento, com'è adesso lo stato attuale? Beh, intanto noi siamo riusciti a far ritenere quest'opera un'opera strategica da parte del governo che lo ha confermato più volte, lo ha fatto sia nella scorsa legge di stabilità che in questa ultima legge di stabilità con il riconoscimento dei 100 milioni già assegnati a suo tempo e in più anche nello Sblocca Italia con ulteriori 30 milioni. Noi siamo riusciti ad ottenere complessivamente dal governo 160 milioni di euro. Naturalmente questo ci ha da un certo punto di vista permesso di chiudere anche i lavori del primo lotto, avviare le procedure sia di progettazione che evidentemente di aggiornamento del piano economico e finanziario. Abbiamo ottenuto da 150 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e quindi siamo nelle condizioni adesso con l'aggiornamento del piano economico e finanziario di ottenere anche la bancabilità dell'opera. Naturalmente stiamo lavorando perché tutto questo avvenga in tempi brevi in modo da poter continuare i lavori su quello che viene adesso come prossimo lotto, cioè il terzo lotto, quello che è già stato aggiudicato in via definitiva ad Unati e auspichiamo che questo possa avvenire nel minor tempo possibile. Ovviamente siamo sempre intenzionati a continuare ad avere questo rapporto virtuoso con il governo che ci permetta magari di avere altre risorse. Il terzo lotto come cantieri è la priorità, Presidente? Beh, assolutamente, anche perché come è noto il secondo lotto era stato purtroppo saltato e quindi noi siamo andati avanti con la progettazione interna sul secondo lotto e con tutte le attività necessarie per l'aggiornamento del piano economico e finanziario per procedere in fretta alla definizione del terzo lotto. Stiamo contrattando con le aziende che sono state aggiudicatarie dello stesso in via definitiva per trovare una definizione sul costo complessivo e naturalmente stiamo correndo per trovare le risorse perché il contratto si potrà sottoscrivere soltanto se avremo la copertura finanziaria dell'intero lotto e come è noto purtroppo questa ancora non è pienamente possibile. Il piano economico invece di quanto va limato ancora? Sarà pronto entro la fine dell'anno? Il piano economico in realtà è già pronto, lo stiamo limando perché come abbiamo promesso al governo ed è un impegno del Ministro Lupi cerchiamo di abbattere il più possibile il costo delle tariffe. Come è noto quest'opera avrebbe dovuto tenersi in piedi da sola con i soldi del bilancio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e con il costo delle tariffe. Va da sé che per una serie di motivi quel piano economico e finanziario non stava in piedi, l'abbiamo dovuto aggiornare e quindi pur rispondendo alla richiesta di calmierare le tariffe stiamo aggiornando il piano in modo da limarlo di alcune spese che si possono evitare e anche pulirlo di alcune pesantezze e cercare di mantenere comunque le tariffe basse.